ai nostri ragazzi. Partiamo con il Decumanus Maximus, che abbiamo qui davanti. Il tuo nome? Vasco. E la tua specialità? Perché tiro con l'arco, ma cosa fai? Io tiro con un arco olimpico nella scuola di Decumanus Maximus a Borgo Rico. Ok, Vasco, vediamo a fianco a te abbiamo. Ciao. Maximus. Sì. Vasco. Prego. Io sono Diego e uso l'arco olimpico e mi alleno a Borgo Rico con la Decumanus Maximus. Bravo, guarda, è tutta la mia Bravo, dai, comprensione. vediamo Prego. dietro. Anche Tilluccio sto nome, è veramente difficile. Aspetta. Cioè di lingua, no? Ah sì, certo. Se riescono a dire bene il nome Entrano- della società, entrano. Fai una selezione prima. Prego. Io sono Alessia Borella, faccio tiro con l'arco e uso l'arco olimpico e a Volpago del Montello con la società Decumanus Maximus. Ah, Volpago, arriviamo dire? fino all'est. Tu puoi dire quello che vuoi. Allora, noi come Decumanus abbiamo fatto abbiamo praticamente delle società satellite e abbiamo trovato in zona Volpago e Montello dei bravi ragazzi che avevano voglia di... Tutte brutte zone, vero? Cioè, dobbiamo avere la soprattutto zona magari invernale e la zona estiva, no? passaggio- Quando fa caldo si va su a qualche Fate nei Volpago. campi estivi magari, è partito così o la cosa? Oppure No, cioè sono dei ragazzi che piuttosto No, che andava fare a una comprare il società... vino, capito? Allora ha trovato Ha visto la zona, la zona. ha detto. Invece di fare una società piccola con pochi numeri, hanno preferito aggregarsi a noi e abbiamo fatto una società grossa. Prego, andiamo avanti con le nostre miss. È vicino Io al sono Laura Borella, tiro anch'io con l'arco olimpico e sempre nella società Decumanus Maximus. Siete sorelle voi due? Sì, sì. Beh, allora voi due dopo venite a spiegarci l'arco, così fate coraggio una con l'altra. Prego. Non voleva neanche parlare lei, eh? Esatto, adesso facciamo, poi non la fermeremo più come al solito. Prego. Sono Silvia. Lara Capriotti, ho 14 anni e tiro con l'arco olimpico da 2 anni nella Decumanus l'altra che di fa Borgo Rico. Prego. Poi contiamo alla fine No, quanti. prossima adesso dite assemblea giusto. cambiamo nome per società. DM chiamalo, che ne si so. cambia il nome. Prego, ferme là che vi inquadriamo. Sono Marilena Tomasello, tiro con l'arco olimpico e mi alleno a Borgo Rico nella società del Decumanus Maximus. Brava, lei Brava, Lei l'ha detto. non importa, adesso tu vediamo, non sbagliarti tu perché... Altre compagnie. Esatto, prego. Prego. Cambiamo compagnia, siete tutti qua, abbiamo fatto tutto il giro, passiamo a un'altra cambiamo società. quella di Che è? Francesco. E sono Elia Scandaletti e compagnia Arcieri Padovani, tiro arco olimpico. Brava. Poi Dietro spieghiamo di te. sto arco olimpico, comunque è l'arco che vedete bianco nelle inquadrature? No? Giallo. 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 Perché avete cambiato colore adesso? Ah, no. Perché giallo e rosso è olimpico, quello bianco è arco nudo. Ah, giusto, è vero, che gli avete tolto le antenne. Prego. Sono Alexis Velasquez, tiro con l'arco olimpico nella società Arcieri Padovani. Questi sono tutti però, sono tutti scientifici. Prego. Sono Edison Luise, tiro con gli arcieri padovani l'arco olimpico. Bravo. Davanti. Guarda che bravi che sono. Sono Lorenzo Ticocea, tiro con l'arco olimpico a Piazzola sul Brenta con gli arcieri del Brenta. Abbiamo cambiato società, Arcieri del Brenta qui. Sono Francesco Pellegrini, tiro con l'arco da 1 anno e mezzo, ho 12 anni e sono anch'io degli arcieri del Brenta. Sono Alessandro Malostegano, ho 11 anni e tiro con gli arcieri del Brenta. Bravo. Sono Nicola Marangon, tiro da 1 anno con l'arco olimpico e sono degli arcieri del Brenta. Ma ce la fai a tirarlo? Cioè, hanno Quanti degli anni hai? archi diversi 10. piccoli, 10 vero? anni. Io non riuscivo neanche col Flaubert, no, quello era tiro secco. Prego, a piegare a canna. Sono Luca Gomiero, tiro con gli arcieri padovani, arco olimpico da 3 anni. Sei intellettuale tu, perché l'ho già visto prima, serissimo. Bravo. Io sono Ludovica Pradetto, tiro arco olimpico con gli arcieri padovani da quasi 5 anni. Bene, tutti arco olimpico, c'è una ragione, Francesco? Tecnica oppure è una scelta? Non c'è nessuna ragione tecnica, è che i ragazzi, specialmente a questa età, noi li orientiamo nell'utilizzo dell'arco olimpico. Una volta presa la postura, la posizione, la metodologia, sostanzialmente con questo tipo di arco, uno può anche fare una scelta e passare, come molti al Decumanus, ad utilizzare l'arco compound, che questa sera non è qui esposto. L'arco compound è quello con le carrucole, per intenderci. Esatto. L'arco nudo non ha
i lanciamenti non e ha l'arco olimpico non ha ha... la stabilizzazione E non ha il mirino. e non ha il mirino, chiaramente. Prego, dai che ce la facciamo. Io sono Masiero Pierpaolo, ho 13 anni, tiro da 2 anni e mezzo e sono della società Arcieri Padovani e tiro con l'arco olimpico. Bene, concludiamo con la prima fila di queste belle signorine, tutte ragazzine signorine. giovanissime, credo. Prego. Sono Lara Mietto, tiro da 1 anno e tiro nella società Arcieri del Brenta. Ma hai una buona mira? Sì. Brava. Vedi. E allora, mira. Sono Nicole Mietto, tiro nella società degli Arcieri del Brenta e ho 12 anni. Quante frecce che sei nel Brenta? Perché no, È lungo non è il che Brenta, c'è, è la molto tirano per lungo. lungo, allora, prego. Sono Prison Francesca, tiro nella compagnia Arcieri Padovani e tiro da 2 anni e mezzo. Sono Maya Manfrin, tiro nella società degli Arcieri Padovani da 1 anno e tiro l'arco olimpico. Che bella. Sono Ilaria Manfrin, tiro da 2 anni e mezzo, tiro con l'arco olimpico e sono della società Arcieri Padovani. Gemelle voi, vero? Insomma, non l'avete istruite? Facciamogli un applauso. Perché, facciamo di qua, facciamo... conoscere anche dall'altra parte abbiamo... Perché allora passiamo invece adesso... Beh, abbiamo ancora degli arcieri un po' più grandi là. Aspetta, diamo tempo alla regia di inquadrare. organizzarsi. Voi siete atleti e anche ormai credo un po' grandini, non so se c'è qualche accompagnatore, genitore. Adesso ce lo diranno. Dai, Vai. siamo pronti? Sono Mirko Lago, tiro con l'arco compound. Con gli Arcieri del Brenta. Abbiamo trovato un compound, vedi che da più grandi. Prego. Sono Valentina Fabbro, ho 13 anni, tiro con gli Arcieri Padovani, con gli Arcieri del Brenta. Con gli Arcieri del Brenta Si chiama questo. e tiro con l'arco olimpico. Brava. Sono Rianna Scarso, tiro con gli Arcieri del Brenta da 2 anni e mezzo arco olimpico. Sono Nicola Lovo, ho 13 anni, tiro con l'arco da 4 anni. Cioè già nella pancia della mamma. 4 anni e tiro con la società degli Arcieri del Brenta. Bravi. Buni Michela, 2 anni e mezzo che tiro, arco nudo, Arcieri del Brenta. Ok, bello. Da Agata Monica, da 2 anni nel gruppo Arcieri del Brenta e tiro con l'arco olimpico. Nicola Scarso, Arcieri del Brenta, arco olimpico, detto Nicolino. Devi fare una fatica enorme tu nella vita a dimostrare quanto bravo sei. Se no col tuo nome purtroppo tutti ti credono scarso, invece sei scarso, ma sei bravo nello sport. Sono Sabia Antonella, faccio parte degli Arcieri del Brenta, tiro molto poco perché da qualche mese ho conseguito la qualifica di istruttore di primo livello e seguo tutti questi ragazzi. Quindi alleni loro. Manuela Mezzalira, da tanti anni negli Arcieri del Brenta, tirerei con l'arco nudo ma ho problemi fisici, sì che Lo vesti? È vestito? Ecco, infatti. Bene. Franco Cabrelle, tiro con l'arco nudo negli Arcieri del Brenta da 22 anni circa. Bene. Un veterano. Allora un applauso, campione italiano. Mi scuso con Antonella che continua a chiamarla Gianna, invece è la moglie di Francesco. Ma Dario, posso dire perdoni? Sì, Antonella. Posso dire una cosa? Certo. Dario? Non so se hai visto, si emozionano di più a presentarsi in televisione che a tirare con l'arco, che è molto più difficile. Certo, tirare direi con di sì. l'arco. Però sai, quella è una cosa che Sono tu scegli di abituati, fare. si allenano Esatto. per farlo, questa è una cosa A diversa. me succede il contrario invece, per esempio, ognuno quello che gli succede. Andiamo a Abbiamo da conoscere cambiare Flavia. sport. Cambiamo sport, conosciamo anche Flavia qui davanti e poi andiamo a conoscere anche tutti Chi gli abbiamo? altri. Flavia che ci viene poi dopo a spiegare Dopo nella ci terza viene. parte un po' Buonasera a tutti, si sente? Sì, sì. Cioè, noi sì. Te lo vicino, tu parlavi tranquilla. Io sono Flavia Zanfrà, tiro da 42 anni, non dico l'età, Carabina? tiro di carabina e seguo i giovani nell'attività tecnica e promozionale della Veneto. Dopo ci racconti un po' dell'attrezzatura che avete portato. Vediamo Non in so. fianco a te, andiamo a conoscere questi atleti. Parliamo Poi di tiro a segno adesso, è Unione Italiana. Te lo Tiro vicino a quando segno. parli. Witz. Sono Teresa Rossi, ho 12 anni, sparo da 3 anni e mezzo a Padova con la pistola. Vieni in fianco a te.
Mi chiamo Sebastiano Sartor, sparo da quasi 2 anni. Sono andato ai campionati italiani a Napoli, sono arrivato quarto. Tua prima esperienza così importante? Sì. Allora, complimenti, un bel applauso. Bravo. Ma non... Sparo con la pistola. Non ti sbilancia questa onda che hai in testa? Tiro per Treviso. È serio questo? Non è troppo serio. Ma neanche scontato. Non importa, devo dire che non valeva la pena. Prego. Ragazzi, come onda però non è male. Sono Palazzo Simone, sparo per la società di Vittorio Veneto con la carabina aria compressa da 7 anni. Bello, bravi. Sono Nicola Braggio, tiro con la carabina da 4 anni e tiro per Tiro Segno Verona. Sono Simone Gennari, tiro da 1 anno e mezzo e sparo per Verona con la carabina. Pensa a te, i veronesi poveri, tu che spari per Verona con la carabina, non male, vai. Sono Gloria Perinot, sparo da 6 anni per il tiro segno di Vittorio Veneto. Io sono Dalila Olto e sparo da 1 anno e 6 mesi più o meno al tiro segno a Vittorio Veneto con carabina 10 metri. Bene, abbiamo anche ancora 2 maglie dietro. Quindi... Io sono Valle Claudio del tiro segno di Vittorio Veneto, sparo da 39 anni con la carabina e sono dirigente sezionale e un atleta master. Bravo lui. Ci prende, sì? Bravi. Io sono Massimo Lavezzi, sono del tiro a segno di Padova, oramai non sparo quasi più e faccio solamente l'allenatore. Bene, abbiamo finito. Voi siete amici, simpatizzanti? Accompagnatori. Bene, grazie. Allora abbiamo fatto con calma. Io capisco che magari televisivamente non abbia tutto questo fascino, questo elenco di persone, però è un piccolo riconoscimento, come ho detto prima di iniziare la trasmissione, a 2 organizzazioni, 2 federazioni che sono state veramente serie, a parte il presidente regionale che non è venuto. Però ha sollecitato, ha promosso il messaggio. Esatto, ha sollecitato e noi ringraziamo chi ci aiuta a fare la trasmissione. Quindi abbiamo 50 posti in studio, rispetto all'anno scorso dobbiamo ogni settimana avere uno studio ricco e questa settimana credo che voi abbiate, se c'è una medaglia, la medaglia d'oro, va bene? Bravi, grazie. Come siamo messi col tempo? Non solo Padova, ma abbiamo sentito Sì, Treviso, Verona, quindi anche tutte le province del Veneto. Allora, parliamo del CONI, visto che comunque tu fai parte di questo mondo CONI e noi anche, vista la trasmissione, perché il CONI ha in mente grandi cose nel mondo dello sport, nel mondo del turismo, nel mondo del sociale, l'abbiamo detto prima. E chi è più rappresentativo di chi ha portato la maglia azzurra? Che effetto fa intanto averla portata e che effetto fa adesso preparare e presentare delle maglie usate e utilizzate da grandissimi campioni? Ma prima di tutto voglio augurare a tutti questi ragazzi di poter indossare un giorno la maglia azzurra, perché penso che per un atleta sia il massimo, la massima ambizione che uno può avere. E mi fermo alla maglia azzurra perché già questo è un grande risultato per un atleta. Per quanto riguarda il CONI, il CONI in questi giorni è in effervescenza completa, stiamo organizzando giochi del Cansiglio, trofeo CONI, tutto sport in prato venerdì, sabato e domenica e lunedì, e questa è una manifestazione CONI Padova, targata CONI Padova, che ormai è la 12ª edizione, per cui un successo che continua. 29 specialità sportive. Esatto. A Prato della Valle, a 4.000 ragazzi. E non solo, perché abbiamo tiro a segno. Anche ecco, la novità di quest'anno è il tiro a segno in via Goito, aperto ai ragazzi, aperto ai loro genitori, per andare a vedere che il tiro a segno è veramente uno sport per tutti, è uno sport giovane, uno sport che si presta veramente a diventare dei campioni e diventare dei grandi. In cosa educa? Lo chiedo a te perché sei anche un educatore, perché comunque divulghi anche la tua vita, la tua storia della tua vita, la tua esperienza. Cosa educa il tiro a segno? Ma se pensiamo che tenere in piedi, tenere in mano una carabina o una pistola, concentrati su un bersaglio, non respirare, decidere di tirare il grilletto al momento migliore, ci sono un po' di cose da mettere insieme che non sono mica proprio semplici. Se poi vediamo che il bersaglio da raggiungere, il 10,
è poco più di qualche millimetro, allora la cosa si fa anche abbastanza complessa. Moltiplichiamolo per 40-60 colpi e insomma il gioco si fa un po' serio e comincia a essersi. Che cosa ci si guadagna nel tiro a segno? Ci si guadagna in una profonda conoscenza di se stessi e sicuramente in una volontà, grande forza di volontà, e poi se c'è una cosa che devi fare nel tiro a segno, vuoi arrabbiarti, hai già finito di sparare. Puoi andare a casa, c'è tutta la passione e l'amore per il farai 3 sport. tiri, io 4. Eccezionale, ci Infatti, vuole. E poi tiro a segno, naturalmente, tiro a segno oggi è una realtà importantissima, non pensiamo che sia solo la parte sportiva, ma se voi andate al tiro a segno a Padova il giovedì sera alle 8 di sera troverete tante signore, tante famiglie che con la loro pistola d'aria compressa vanno là e si divertono e questo è un modo come solo giocare che usano la faccia del marito come bersaglio. Che può aiutare senz'altro. E il tiro con l'arco, ragazzi, cosa insegna? Poi sentiamo la pallavolo, finché abbiamo tempo parliamo di queste cose. Io credo che, come ha detto Fiorenzo, ci sia molta similitudine nell'attenzione, nel senso di responsabilità, nell'impegno che deve mettere l'arciere per arrivare a fare il 10, come dice lui, che non è tanto più grande di come asseriva Fiorenzo, dei pochi millimetri. Anche perché le distanze dove gli arcieri, i senior, vanno a tirare, parliamo a livello olimpionico chiaramente, tirano a 70 metri e sappiamo quanto pathos questa azione, questo movimento, questo essere in mira pone sostanzialmente non tanto e solamente all'arciere ma anche a chi lo segue e chi Ragazzi, 70 metri sono quasi un campo da calcio, tanto per dare un'idea. Voi dovete tener conto che queste sono le distanze olimpiche. Poi cosa c'è? C'è da dire che i ragazzi, noi li vediamo qui, c'è una larga rappresentanza perché? Perché intanto vogliamo fare pubblicità, perché sabato è la loro grande occasione, è un'occasione in cui si mettono in evidenza, c'è tutta una preparazione alle spalle da parte degli istruttori di ogni singola società. Sono le finali del Trofeo Pinocchio che poi qualificano sostanzialmente i rappresentanti del Veneto alla fase nazionale. E i ragazzi qua... Parliamo di età giovanili? Parliamo sempre di età dai 9 anni ai 14, quindi a livello scolastico. Tra questi ragazzi c'è qualcuno che ha già fatto questo percorso, qualcuno che ha già vinto il Trofeo Pinocchio, che ha già partecipato alle fasi nazionali, e sicuramente l'impegno che loro mettono è, non dico pari degli atleti più importanti, quelli che noi conosciamo magari una volta ogni 4 anni, perché questo poi è anche un meccanismo che va a parlare del tiro con l'arco. Si parla del tiro con l'arco quando ogni ci 4 sono anni. le Olimpiadi. Beh, non è solo purtroppo. Solo. Abbiamo avuto pesistica qua, penso che peggio, tra virgolette, della pesistica come diffusione di immagine, purtroppo per loro non c'è. Lì veramente li vediamo solo. Per chiudere dico, a me quello che più fa piacere è che i ragazzi crescano con la sensibilità di fare uno sport che per loro vuol dire attenzione, vuol dire responsabilità, vuol dire diventare amici e in ultima analisi io raccomando sempre, prima devono far bene alla scuola perché poi hanno la forza anche di chiedere magari un po' di frecce nuove ai propri genitori. Bene, la pallavolo cosa educa? I piccoli parlo, i giovani. Come gioco di squadra ti deve educare per forza a un discorso di collaborazione per un obiettivo comune. Tra l'altro io penso che la pallavolo sia uno di quegli sport che ti insegna ad accettare l'errore, perché è uno di quegli sport dove se tu sbagli regali automaticamente un punto all'avversario, per cui devi imparare molto velocemente a mettere da parte e pensare a quello che viene dopo. E non è una cosa da tutti, magari in altri sport come il calcio, magari tiri in porta, sbagli la porta, non succede niente. La pallavolo, se sbagli il campo hai regalato un punto all'avversario, devi resettare, ricominciare da capo e pensare a quello che devi Chiudiamo il giro. Chiudiamo velocemente che abbiamo la regia che incombe. L'arrampicata sportiva cosa insegna ai ragazzi? L'arrampicata sportiva insegna sicuramente quello che è stato detto per quanto riguarda il tiro con l'arco e il tiro a segno. Si avvicina molto. C'è la parte diciamo, dell'affidamento, perché quando si scala sempre in due, quindi bisogna affidarsi
ha un compagno che fa sicura e chi fa sicura ha in mano la vita di chi La fiducia scala. quindi nel prossimo. Quindi, sì. Poi sviluppiamo anche la coordinazione. E poi ma anche il senso, insomma, dell'obiettivo, della fatica. Il raggiungimento Menea dice senza fatica, diceva Buonanima, non si ottengono risultati. Qui vediamo un filmato, sì, siamo io e Luca che per l'occasione ci siamo filmati, anche un po' per rappresentare questa falsa idea che sia uno sport pericoloso. Arrampichiamo sempre legati con l'imbragatura, con la corda, e fra pochi istanti sono io che sto arrampicando, farò un volo e Luca lo gestirà perfettamente. Se dovessi essere io dovete mettere tutti e due a tenere. Ma non è vero, non è vero. Va bene, dai. Allora, con queste belle immagini diamo però la linea alla regia e per ci un'altra vediamo pausa. A dopo. tra poco. Ciao.